Aspettiamo quindi giusto un paio di minuti prima di cominciare, anche perché poi non vogliamo dover, tagliare le relazioni, della mattinata perché, siamo in ritardo con i tempi. Quindi ancora solo un paio di minuti, poi cominciamo. Lei ha le foto, sì. Per iniziare basta cliccare qua e mandare avanti con le frecce. In caso di blocchi, eccetera, basta che mi fa un segno, qualcosa e arrivo al suo soccorso. Speriamo di no. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti, grazie, ovviamente di essere venuti. Poi i ringraziamenti li estenderò a una serie di, persone che, lo meritano, necessari ovviamente. Shakespeare nel suo Marco Antonio, fa dire al protagonista che è venuto a seppellire Cesare, non a lodarlo. Questa non è una giornata in ricordo di Gianberto o in memoria o in qualsiasi altra forma di ricordo di questo tipo. Non credo nemmeno gli sarebbe piaciuta, conoscendolo avrebbe probabilmente ironizzato sul fatto che lo si voleva ricordare. È una giornata in onore di Gianberto e, chi lo ha conosciuto, molti di voi sono stati anche molto vicini, legati a un rapporto di amicizia, sa che la sua è stata, da bassanese acquisito, è stata una Nandid quest, una ricerca senza fine sulla storia di questa città, che lui amava come pochi altri. E quindi quello che oggi, faremo è proprio, dare voce agli storici bassanesi, o che si occupano di storia bassanese, per fare in modo che, il suo lavoro continui e per stimolare chi è più giovane di noi a prendere in mano il testimone e a continuarlo. La scaletta di oggi è molto semplice: questa mattina dirigerà i lavori il professor Tessarolo, sarà lui il chairman. Io fra pochi secondi darò la parola al vice sindaco, al professor Scotton, che ci ha voluto onorare della sua presenza, e dopo di lui parlerà, la dottoressa Guidi, siamo a casa sua, e quindi ringraziamo lei e il dottor Pagliantini per il sostegno che hanno dato a questa iniziativa. Dopodiché sarà il professor Tessarolo che gestirà la giornata. Nel pomeriggio spero di riavervi, sarà invece la volta del professor Scalmocin gestire, i contemporaneisti, e quindi a gestire le relazioni di questo pomeriggio. Ripeto, cerchiamo di restare nei tempi, ma cerchiamo anche di dare in modo a tutti i relatori di avere almeno 30 minuti tranquilli in cui parlare. Professor, Scotton, a lei la parola. Buongiorno a tutti, e io porto i saluti del sindaco Nicola Finco, dell'amministrazione del comune di Bassano del Grappa, ma vorrei dire di tutta la città di Bassano del Grappa. Voglio ringraziare coloro che hanno ideato e pensato per questa giornata in onore di Gianberto Pettoello. Per capire chi era Gianberto Pettoello è sufficiente e basta leggere la motivazione del premio Cultura che gli è stato dedicato qualche anno fa. Autentico uomo di cultura,
profondo conoscitore della nostra città e del nostro territorio, lettore e ricercatore instancabile. Ha formato generazioni di studenti bassanesi alla profondità di pensiero, al valore della bellezza, al rispetto del sapere, alla curiosità intelligente e colta. Affascinante oratore e autore avvincente nei suoi corposi scritti, frutto di attenta ed appassionata dedizione alla nostra città, ha composto fondamentali tasselli per la conoscenza della nostra storia e della nostra identità. A Gianberto Petuello va la riconoscenza di Bassano del Grappa per gli studi e l'impegno nella difesa e nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale, a tutela della unicità del nostro territorio. Poi, oltre a questo, io ho avuto l'onore di averlo come amico, per cui sono anche un po' emozionato a parlare di Gianberto, per cui mi permetto di leggere alcune note che mi sono preparato, perché è un'emozione molto forte che sento oggi. In questa doppia veste di amministratore della nostra città, che Gianberto Petuello amava così tanto, e di amico, titolo di cui Gianberto mi onorava. Non ho avuto la fortuna di essere un suo allievo, ma molti dei miei amici me ne parlavano con grande entusiasmo perché aveva un modo originale e coinvolgente di far conoscere e appassionare alle sue materie. Tanto che molti dei ragazzi che lo hanno conosciuto come docente sono poi rimasti legati a lui per tutta la vita. Chi tra noi ha un qualche filo bianco tra i capelli non può dimenticare i suoi lunghi interventi in consiglio comunale, quando la sua dialettica fluiva ininterrotta mentre tutti i presenti lo ascoltavano in silenzio, colpiti, al di là delle convinzioni politiche, dalla sua capacità di leggere la città e di interpretare i bisogni. Lui e io facevamo allora parte dello stesso gruppo politico. Ci mancano questi interventi di cultura e di fascino. Quante volte mi è capitato, passeggiando insieme a lui in centro e ragionando sulle tante tematiche della nostra città, di incrociare ex allievi. E allora partivano altri racconti, altri ricordi e altri stimoli di riflessione. Ecco, tra le doti di Gianberto che mi mancano di più, c'è proprio la capacità di stimolare il pensiero, di guardare al passato per provare a costruire il futuro. Conoscerlo per me è stata una fortuna e un privilegio. Sempre prodigo di consigli anche quando sono stato eletto consigliere comunale e poi nominato assessore, ironico e profondo allo stesso tempo. Mi ha aiutato con il confronto, anche in tempi recenti, ad analizzare in modo più completo molte tematiche relative alla nostra città, confortandomi e aiutandomi in qualche scelta particolarmente delicata. Bassano era la sua città, la biblioteca era il suo mondo. Ho grande nostalgia dei quaderni di appunti dove annotava idee, risultati delle sue ricerche, testi che mi mostrava compiaciuto e riservato quando andava a trovarlo nella sua casa. Chissà cosa direbbe oggi nel vederci tutti qui assieme. Probabilmente farebbe una delle sue battute, ma credo che ne sarebbe orgoglioso e grato. Grazie. Guidi. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Io intervengo per un breve saluto in veste di dirigente, di direttrice dell'istituzione Museo Biblioteca Archivio, che non è casa mia, ma è casa di tutti noi. Io sono qua una custode pro tempore e sono felice, insomma, di esserlo. Per quanto questa giornata non debba essere, come diceva il professor Pozzato, una giornata in ricordo, no, dell'amico Gianberto Petuello, io credo che sarà comunque una giornata carica di emozione ed è con emozione che io faccio questo saluto oggi. Lo faccio da bassanese acquisita, proprio come acquisito era Gianberto per questa città che ha amato in maniera veramente appassionata. Gianberto è una assenza presente per il museo, per la biblioteca e per l'archivio. Io probabilmente sono la persona che lo ha conosciuto meno di voi. Sono arrivata alla fine del 2020, ma in questi 2 anni e mezzo che ho avuto la possibilità di trascorrerli anche con lui, mi sono stati sufficienti fin dal primo incontro, che ricordo come se fosse ieri,
per capire la specialità della figura di Gianberto Petoello, la sorprendente personalità, il suo spessore intellettuale che era sempre mai altezzoso, ma invitava a continuare ad interrogarsi. Questo è uno dei grandi pregi di Gianberto. Ha fatto tanto con questo suo, diciamo, essere, questo suo spessore umano e intellettuale. Ha regalato tanto al museo, alla biblioteca, all'archivio, ma alla città intera di Bassano del Grappa. Il museo era la sua seconda casa, è stato già detto e verrà credo ripetuto oggi più volte. Era una persona che quotidianamente frequentava questi luoghi e quotidianamente regalava tutto quello che lui giorno dopo giorno continuava a scoprire, o meglio, continuava a cercare, perché non era una testa che si fermava a quanto già fatto per ripeterlo. Perché le domande che continuava a porsi, ma soprattutto le risposte che dava, non chiudevano un discorso, ma ne aprivano altri e incitavano anche gli altri a cercarne di nuove. Questa autorevole voce ci manca molto, però è speranza vivissima la mia che possa continuare ad essere ascoltata e possa continuare ad incitare, a stimolare tutti noi e tutti gli studiosi che oggi contribuiranno a questa giornata. Qualche breve accenno a quanto fatto da lui, ovviamente, che è stato una voce autorevolissima, uno studioso appunto sempre prodigo nei confronti della storia della nostra città. È stato un grande divulgatore, ha contribuito a pubblicazioni, al bollettino del museo, ai volumi sulla storia di Bassano. Aveva un dono speciale, quello di riuscire a leggere i segni che la città reca, che il passato ci ha lasciato e che noi dobbiamo preservare per il futuro. E leggendo questi segni, decrittandoli, interpretandoli e regalandoci le sue argomentazioni, ha contribuito ad arricchire gli studi, ha contribuito a condurre in maniera corretta restauri. Cito per esempio gli studi sul Castello degli Ezzelini, sul Palazzo Pretorio, di cui ha individuato che la scala non era una scala di età medievale, ma bensì rimaneggiata e diciamo strutturata in periodo rinascimentale. La Torre Civica è stato un altro dei suoi studi più approfonditi, la Porta di Eda. Tanti progetti sono stati compiuti, ma tanti altri rimangono in questo grande libro di studi e di ricerche e di interrogativi che ci ha in qualche modo lasciato. Ancora qualche piccolo accenno, con i suoi studi ha contribuito a sfatare alcuni miti della storia di Bassano, ad esempio il fatto della famosa dedizione alla Serenissima di Venezia, che così non è stata, ma bensì ha, diciamo così, certificato, ci ha fatto appunto scoprire che in realtà la città era stata di fatto ceduta alla Serenissima da parte dei comandanti viscontei. O ancora ha smentito la versione del famoso incendio al Ponte Vecchio da parte del generale, del comandante francese La Palisse, e invece appunto un incendio che fu appiccato dall'esercito veneziano. Per il museo ha riordinato il lapidario, che è la prima sezione, la prima stanza del museo che collega il museo alla città, il primo anello di questa catena inscindibile tra il museo e la città. Ha lavorato al censimento delle mappe storiche, delle mappe antiche che si conservano nei nostri archivi. Ha studiato approfonditamente gli statuti medievali, gli atti del Consiglio, tutti quei documenti che conservano la nostra storia. Tra le imprese più recenti voglio ricordare l'apertura, la realizzazione della sezione, l'ultima sezione del Museo di Storia della Città, a cui ha lavorato assieme a Donata Grandesso, e nel 2021,
che è stato anche il motivo per cui io ho conosciuto Gianberto appena arrivata qua, è stato il suo impagabile contributo alla mostra che abbiamo dedicato al Ponte di Bassano per celebrarne la conclusione del restauro, che ha dato vita a una bellissima mostra e a un ancor più bello catalogo che all'interno conserva un suo contributo straordinario sul ponte e su quella che è un'ipotesi affascinante, assolutamente intrigante, dell'apporto che Jacopo Dal Ponte ha dato a questo incredibile monumento. Premio Cultura 2015, il premio più importante che questa città può dedicare a una persona che si è distinta in un ambito così importante per la nostra città, socio onorario dell'Associazione degli Amici dei Musei e dei Monumenti di Bassano del Grappa e molto altro, direi. Io mi fermo qua esprimendovi il mio ringraziamento, ma soprattutto il mio auspicio che oggi, appunto, come diceva Paolo, non sia una giornata di ricordo, ma sia una spinta, un incitamento a continuare. E per questo io spero che questa giornata di studi possa non essere unica, ma possa diventare un appuntamento fisso, magari annuale, perché no? Perché i bravi studiosi non sono quelli che vogliono mettere una pietra tombale su un argomento e dire: col mio contributo io qui vi ho dato tutte le risposte, ma anzi la vogliono aprire e dirvi che lì dentro c'è ancora molto da cercare e da scoprire. Allora, io ringrazio Paolo Pozzato per essere stato il promotore e l'organizzatore di questa giornata. Ringrazio innanzitutto la famiglia che ho visto arrivare ed essere qua presente, grazie di essere qua con noi oggi in questa giornata così importante. Ringrazio il professor Tessarollo, Francesco, che è qua con noi, e il professor Scarmoncin, che condurranno questa giornata di studi. Nomino e ringrazio Nico Berti e Livia Alberton Vinco d'Assesso, che purtroppo avrebbero tanto voluto essere qua oggi, ma che ovviamente per motivi di salute non possono condividere con noi la giornata. E auguro a tutti voi una buona giornata. Grazie. Bene, allora grazie alla direttrice, non mi dilungo in ulteriori ringraziamenti, però prendo a prestito 2 righe della motivazione del Premio Cultura del 2015 a Gianberto Petoello per sottolineare questo aspetto: la valorizzazione del patrimonio storico e aggiungerei civile della città di Bassano, che è un po' il tratto profondo sia del lavoro quotidiano inarrestabile del professor Petoello e sia degli storici che ho l'onore di presentare stamattina. Ecco, a me l'ingrato compito di tenere i tempi della mattinata, calcolando una trentina di minuti per ogni presentazione, affinché ci sia un minimo spazio per interventi o domande. Cominciamo quindi subito con la relazione del professor Franco Scamorcin, del quale non aggiungo ulteriori elementi di presentazione, se non citando la sua lunga appartenenza all'insegnamento in una scuola superiore e magari, pescando da un passato remoto comune, l'attenzione tra i primi a quello che era il mondo dell'informatica, che allora muoveva i primi passi. Ecco, tra questi riferimenti, il suo intervento, un'ipotesi sulle origini dei Da Romano. Grazie professore, a lei la parola. Grazie. Ho accolto con piacere questo incarico di partire con questa giornata in onore di Gianberto Petoello e della storia di Bassano. Ecco, e spero di onorarla con qualche piccola idea che ora sì.
Sì, ecco, bisogna sistemare le cose. Grazie. Allora, uno dei fondatori delle Annales, Lucien Febvre, scrisse: la storia si fa con i documenti scritti. Certamente, quando esistono, ma la si può fare, la si deve fare senza documenti scritti se non ce ne sono. Quindi, ecco, la storia si fa con i documenti, ma bisogna trovarli, poi leggerli, interpretarli e fare altre complesse operazioni che richiedono abilità non comuni ed è talvolta come seguire i sottili fili di una ragnatela. Anche Giamberto, con la sua formazione filosofica e filologica, era bravo in queste operazioni. Si cimentava spesso nel fare ipotesi, nell'analizzare, nell'approfondire certi aspetti, nello scoprire cosa significava veramente una parola. E basta leggere, ad esempio, qualcuno dei suoi saggi sul castello o sull'urbanistica della Bassano medievale per rendersene conto. Ecco, uno degli argomenti che più hanno intrigato gli storici che si sono occupati degli Ezzelini o dei da Romano è stato quello di trovare i documenti che spiegassero le origini della famiglia da Romano, appunto. Siamo alle battute iniziali. Questo è proprio un argomento su cui per vari motivi sembra che i documenti manchino. Quella della famiglia da Romano sono dunque delle origini oscure che, come ha scritto Sante Bortolami nell'ultima storia di Bassano del Grappa, non si spiegano senza un favore, un qualche favore imperiale. Ed è su questo tema che voglio ora ritornare un po'. Non perché qualche lacuna ci impedisca di conoscere la storia di Da Romano o di Ezzelino III, il cosiddetto tiranno, ma perché in tanti si sono chiesti, dagli antichi cronisti a Gina Fasoli, Riedman, Castagnetti, eccetera, come fu possibile che nell'arco di una generazione, ossia in tempi brevissimi, questa famiglia sia cresciuta a tal punto da diventare una delle 4 più potenti famiglie della Marca trevigiana, come scrisse Rolandino da Padova. Nella sua cronaca, Rolandino scrive infatti, nel bel mezzo di un discorso sui rapporti tra Padova e i da Romano, che un cavaliere di nome Ecili, provvisto di un solo cavallo, che era come dire un miles di rango inferiore, un povero un cavaliere, era sceso in Italia al seguito dell'imperatore Corrado e aveva ottenuto il feudo di Godeo Onara, dando così origine alla stirpe degli Ezzelini. Da questo racconto hanno preso poi spunto le narrazioni degli storici successivi e questa storia del favore concesso da Corrado II a un giovane cavaliere è diventata la spiegazione canonica dell'origine di Da Romano. Una spiegazione che si può trovare anche in tanti testi recenti ed è chiaramente solo una interpretazione del passo rolandiniano. Ma Rolandino, nel presentare la genealogia dei da Romano nell'incipit del suo libro, la sua cronaca, aveva citato soltanto gli ultimi 3 Ezzelini, di cui conosceva le vicende. Ma già al tempo della sua pubblicazione, nel
1261, 23 febbraio, a Udine, davanti al patriarca di Aquileia Gregorio da Montelongo, il vescovo di Frisinga Conrad von Wittersbach aveva trasferito il feudo di Godego o Nara a Tiso da Campo San Piero tramite il nobile patavino Leonardo Lemizzi, suo procuratore, e in quell'occasione era stato ribadito chiaramente che Ezzelino da Romano et sui antecessores avevano ricevuto quel beneficio dal vescovo della chiesa di Frisinga e non dall'imperatore. Dunque nessun Corrado aveva investito un antenato di Ezzelino come Rolandino aveva raccontato. Ma allora, perché Rolandino aveva scritto questa fake news? In realtà, quel passo serviva a indurre il lettore a fare un confronto tra la mediocrità del povero Ezzelino della sua casata, un semplice Ritter germanico al seguito dell'imperatore, e la grandezza del marchese d'Este, che in quel momento, dopo aver sconfitto Ezzelino III, era diventato il virtuale dominatore di Padova. E lui sì discendeva davvero da personaggi illustri, perché le origini del casato estense avevano a che fare con Carlo Magno, con i re d'Italia, con i marchesi di Milano e Toscana, che erano di origine lombarda, nonché con grandi nobili germanici come i Welfen. In realtà, chi avrebbe potuto scrivere meglio la genealogia da Romano era il cronista Gherardo Maurisio, o Gerardo, che dir si voglia, che era loro amico, frequentava la loro casa. Ma anche lui si era limitato a parlare degli ultimi 3 Ezzelini, dal Balbo al cosiddetto tiranno. Così tutte le storie posteriori avevano dovuto raccontare origini leggendarie, che furono infine raccolte da Giambattista Verci e che facevano risalire quasi tutte, non tutte, le origini della famiglia a un Alberico d'Olanda, che era sceso al seguito di Ottone III. Il Verci, però, ebbe la fortuna, vediamo se posso, ebbe la fortuna e il merito di trovare alcuni documenti che fin dal 1074 parlavano di un Ecelo o Ezelo, Exil, figlio di un Herb, perché è una vocale media, che professava legge salica. E proprio Ezelo, nell'aprile del 1085, aveva partecipato all'atto di fondazione del monastero di Santa Eufemia di Villanova, che fu dotato di un grande patrimonio, una dimostrazione di ricchezza e potenza che difficilmente poteva essere stata accumulata in pochi anni. Voglio sottolineare, en passant, che noi conosciamo i nomi dei nobili di provenienza germanica non come erano veramente nella loro terra, come si chiamavano in casa loro, ma attraverso le interpretazioni date da notai, personaggi colti in terra germanica, i quali li trascrissero e codificarono in forme latineggianti. Ciò significa che nei documenti noi troviamo scritto Ecelo, ma non sappiamo come fosse pronunciato questo nome. Probabilmente si chiamava Etzel o Atzel, o in un altro modo, ad esempio Heckel, e via dicendo. Qui ci si può anche divertire, eh? C'era poi per il Verci un altro problema. L'imperatore Corrado II il Salico era sceso in Italia 2 o 3 volte, nel 1026, 1030 e nel 1036. Se in una di queste occasioni fosse giunto nella Marca anche il giovane Etzel, nel dicembre del 1091, quando compare per l'ultima volta in un diploma imperiale,
avrebbe avuto un'età certamente superiore agli 80 anni. E a quel tempo era difficile che ciò potesse accadere. Nemmeno gli imperatori più longevi ci sono arrivati. Il racconto dell'Orolandino è chiaro che è tendenzioso e praticamente si può ritenere falso. Ho iniziato quindi una accurata ricerca nelle fonti tra X e XI secolo, in particolare sui documenti di provenienza imperiale, prodotti all'epoca tra gli Ottoni e Corrado II il Salico, editi tutti nei Monumenta Germanii Historica. Inoltre, un gruppo di studiosi ha creato nel 2001 la Foundation for Medieval Genealogy, credo si pronunci così, e inventariato tutti i nomi presenti negli antichi documenti, il che consente di fare ricerche molto accurate sulle famiglie germaniche. Sfogliando i diplomi imperiali, la mia attenzione è stata quindi attirata da un atto del febbraio 1013, ecco, sottolineo, 1013, redatto a Verla, che oggi si chiama Schlavenverla, attualmente è solo terreno e basta, una località a sud di Hannover, in un palazzo imperiale di epoca ottoniana, scomparso praticamente. Rimane soltanto questo rudere, questa rovina. Eppure questo era un palazzo imperiale tra i più antichi. Il diploma risale a Enrico II, detto il Santo, che fu l'ultimo degli imperatori sassoni. Qui si incontra un nome particolare e non è quello di un arpo qualsiasi, ma di un Herp Egizinis Filius, così è scritto, ossia un nome che in lingua italica diventa Arbo, figlio di un Exizin o Heckelin, e questo conoscendo le abitudini appunto della cancelleria imperiale. Anche il Verci aveva cercato di identificare un arpo nel Codex Traditionum Corbeillensium, dove è citato un conte Herfo, vivente agli inizi dell'undicesimo secolo nell'episcopato di Paderborn. Da costui sarebbero discesi poi vari Harpo, di cui il Falche aveva ricostruito l'albero genealogico, ma costoro non avevano avuto rapporti con l'Italia. Le consuetudini delle famiglie aristocratiche di dare a un figlio in ogni nuova generazione il nome del padre o del nonno è infatti l'aspetto fondamentale, diciamo, cruciale di questa ricerca. Una serie di Arpo però non spiega come sia comparso ad un certo momento un Ecelo. Nella documentazione medievale germanica nomi come Acelo, Ecelo o Azzo anche sono abbastanza frequenti. La condizione sine qua non della mia ricerca era invece quella di trovare un arpo che discendesse da un Ecelo, o simile perlomeno, che professasse la legge salica, ossia quella del nord della Germania, della cosiddetta Geldria, che è sotto Amburgo, o della Bassa Sassonia, dalle parti di Hannover. La legge degli antichi Franchi codificata da Clodoveo. Per mancanza di tempo ora non mi soffermerò su un'analoga ricerca fatta dal Polizzi, ma anche nel suo lavoro l'individuazione di un arpo pusterese che professava la legge bavara non soddisfa, non basta. Molto più probabile invece è un Herp, figlio di un Hexizin, un nome raro, comunque, che si trova 2 o 3 volte soltanto nella documentazione germanica, in base alla
fondazione per la genealogia medievale. Un uomo che era al seguito di un imperatore, Enrico II, il quale, come è ben noto, nel 1004 scese per la Valsugana e fu tra i pochi re germanici a transitare per il canale del Brenta, dove combatté contro Arduino di Ivrea. Solo uno così avrebbe potuto dare al figlio il nome Etzil. Sorvolo ora su una serie di aspetti diplomatici del documento. Questo è il documento che ora presenterò. Questo HERP vi compare, facciamolo vedere subito, al penultimo posto nelle sottoscrizioni. Guardate, qui è il penultimo HERP Egizinis Filius Subscripsit. Si vede meglio. Ecco, e prima c'è una lista di 32 nomi a partire dall'imperatore e poi giù. Chi sono? Tutti i grandi del regno. Infatti, qua ci sono dapprima tutti i grandi vescovi, poi i maggiori conti, il duca di Westfalia, il duca di Sassonia, e in fondo ho trovato questo Arpo, figlio di Exizin, perché qua il notaio ha scritto trasformando un nome come poteva. Ecco, diciamo che questo documento era relativo alla mediazione fatta dall'imperatore in una contesa che contrapponeva l'arcivescovo di Magonza Viligis, chiamiamo Viligiso, al vescovo di Hildesheim Bernardo, per il possesso della celebre abbazia di canonichese di Gandersheim in Bassa Sassonia. Era la tomba degli imperatori, questa abbazia di Gandersheim. Il momento in cui viene fatta questo rogito, questo diploma imperiale, era particolarmente importante, anche perché là, con tutta sta gente, si stava preparando la discesa in Italia, il viaggio a Roma, il Romzug, che sarebbe stato effettuato da Enrico II con il suo esercito alla fine dell'estate. E proprio per questo si erano riuniti i maggiorenti dell'impero, vescovi, duchi, conti. I presenti appunto erano 32, tutti personaggi prestigiosi, disposti secondo la regola scritta nello specchio sassone. Questo è il Saxonspiel, che decideva come dovevano essere nominati i personaggi del seguito. Prima gli arcivescovi, poi i duchi, conti, eccetera, e giù poi i vescovi normali e via dicendo. Qua in fondo dalla testa pare che siano dei monaci, probabilmente gli abati delle grandi abbazie. Questa era una regola fondamentale che viene rispettata in questo documento, in cui i personaggi sono tanti e vengono inseriti qui in un ordine appunto chiaro, quello dello specchio sassone. E allora, questo Arpo, che si dice non conte, ma solo figlio di Exizin, chi poteva essere? Ritengo io che fosse perlomeno un miles, un comandante militare, quelli che poi vengono chiamati cavalieri, ma attenti, la parola cavalieri nasce un po' dopo questo periodo, ecco.
ben lo sanno, vero, quelli che sono esperti. E quindi venivano utilizzati dall'imperatore per svolgere incarichi di fiducia, come controllare il territorio, risolvere contese fra i sudditi. Quindi, semplificando, ritengo che quel consiglio radunato presso Verla sia stato utile anche a decidere altre cose oltre alla faccenda di Gandersheim, cioè inviare alcuni contingenti militari a presiedere, a controllare, presidiare i passaggi cruciali delle vie usate per la calata in Italia dell'esercito di Enrico, affinché non accadesse, come era già successo nella precedente discesa del 1004, che il marchese Arduino di Ivrea potesse chiudere la Valsugana e la Vallagarina con grave pericolo per l'esercito di Enrico stesso. E infatti nella precedente discesa Ottone, che era il capo dell'esercito mandato da Enrico, ci rimise la vita. Tra costoro ci furono, e questo lo sappiamo, anche il progenitore dei da Camposampiero, il da Verla, che di origine i Verlati, un Trissino e altri personaggi ancora che ogni tanto si scoprono qua e là. Quando nel settembre del 1013 la spedizione di Enrico II si avventurò tra le Alpi, poté giungere a Verona indisturbata, senza trovare ostacoli. Secondo me, proprio l'Arpo in questione potrebbe essere stato inviato in Italia alcuni mesi prima con l'incarico di vigilare sullo sbocco della Valsugana. Chi ha fatto il militare sa cos'è la logistica, no? E come bisogna preparare i campi, vero? Prima di intraprendere un viaggio. Sul territorio pedemontano erano infatti già presenti detentori di poteri. Il conte di Treviso Rambaldo da Collalto, il conte Patavino Tondello, i marchesi Adalberto, Azzo e Ugo, nonché i vescovi di Belluno, di Treviso, di Padova, di Vicenza, che facevano anche loro delle politiche personali e probabilmente non avrebbero ben tollerato l'arrivo di un altro comes che si inseriva nel territorio che loro dominavano. Arpo invece non era un conte, non aveva poteri giurisdizionali quindi, ma aveva il potere di eribanno. Sarebbe stato cioè incaricato di reclutare e organizzare militarmente gli uomini atti al servizio militare, quelli che il tabacco chiama i liberi del re, quelli insediati intorno a Solagna e alle antiche curtes tra la via Postumia e l'Aurelia. Tali sudditi, pur essendo da lungo tempo ignorati quasi dall'impero, erano pur sempre tenuti a prestare il loro servizio militare qualora fossero richiamati alle armi dagli inviati imperiali. Questo doveva fare Arpo e probabilmente rimase nella Marca anche dopo aver servito l'imperatore. Fu allora che venne infeudato della corte di Godego dal vescovo di Frisinga e Gilberto von Moselburg, che vuol dire Frisinga, è un paesetto fuori Frisinga, che faceva parte del seguito di Enrico II ed era anche buon amico del vescovo di Treviso, come dimostra un diploma del 1013 redatto in Vallagarina, alle chiuse della Vallagarina, mentre Enrico II stava rientrando in Germania, e questo atto è la donazione al vescovo Amalrico di Treviso di benefici in Asolo e dintorni e fu richiesta proprio da Egilberto, il vescovo di Frisinga. È evidente che l'imperatore aveva nei confronti di Amalrico qualche debito di riconoscenza e forse voleva compensarlo appunto di questi impegni che
aveva avuto sia per il viaggio sia per la presenza dei suoi soldati. È possibile, secondo me, che Arpo sia rimasto in Italia e poi, attraverso un matrimonio con la figlia di qualche signore, abbia dato origine al lignaggio ezzeliniano con Ecelo, che è ricordato nei documenti del Vergine. Quindi Arpo avrebbe usato il potere di ribanno conferito dall'imperatore per affermare la sua autorità sulle popolazioni del canale di Brenta, e i suoi successori avrebbero rafforzato la posizione del casato prestando i loro servizi agli imperatori successivi, Enrico IV, Enrico V e poi Ottone IV. L'estensione del territorio controllato dai Daromano si spiegherebbe così agevolmente. Era lo spazio che garantiva il passaggio per la vallata e comprendeva la Valsugana dalla chiusa di Cismon con Enego Foggia e parte del massiccio del Grappa, per aprirsi poi ad abbracciare Romano, Bassano, Angarano e arrivare a Onara e Godego per controllare la via Postumia. Così veniva presidiato tutto il transito lungo le vie del Pedemonte, che in precedenza era suddiviso tra vari signori laici ed ecclesiastici, non sempre fedeli all'impero, come nel caso del vescovo di Vicenza Gerolamo, che era passato proprio nel momento giusto dalla parte di Arduino di Ivrea. Si spiegherebbe allora anche la potenza che successivamente acquisirono gli Ezzelini, che poterono contare sul servizio delle genti pedemontane, ovvero su quei piccoli signori di castello, proprietari terrieri, servi di Masnara, legati alle fortune della famiglia in forza di locazioni o grazie a alcun ferimento di privilegi sociali, feudi, eccetera. Ecco, questa, come ho già detto, è da considerare un'ipotesi alternativa a una dubbia e tendenziosa spiegazione sull'origine degli Ezzelini. Ma se questa ipotesi fosse verificata, il che non è facile perché non ci sono cronache particolareggiate, troverebbero soluzione anche altri aspetti della storia bassanese, come ad esempio la presenza del castello, a cui vari autori, tra cui Petuello, hanno dedicato speciale attenzione. Il discorso a questo punto diventerebbe assai complesso, ma è evidente che non servirebbe ipotizzare un improbabile intervento del vescovo di Vicenza, come è stato ipotizzato dal Mantese, oppure un'iniziativa spontanea dei bassanesi, come suggerito da Fasoli, per giustificare la sua edificazione, perché la presenza in loco di un personaggio dotato del potere di arruolamento e comando militare può giustificare abbondantemente la costruzione di fortificazioni tra Bassano e Angarano, edifici che avevano una chiara funzione strategica di controllo della Valsugana e potevano essere fortificazioni anche fatte con le palizzate, come era costume in quei tempi, e si sarebbero trasformati in veri castelli poi agli inizi del XII secolo. Ecco, e qui concludo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al professor Scarmoncin, che è stato molto canonico nel rispettare la trentina di minuti. Prima di procedere, se c'è qualche intervento richiesta. E allora rimarremmo nell'ambito degli Ezzelini, dando la parola a Giovanni Marcadella, a lungo anima portante dell'archivio storico di Bassano. E per questo volentieri con Giovanni affronteremo il tema degli Ezzelino da Romano, immagine e mito, considerazioni sul tema che una storica mostra non ha sviluppato. A Giovanni Marcadella la parola. Buongiorno a tutti innanzitutto. Mi faccio aiutare un attimo. Allora, 2001, anzi 2000, stiamo preparando un progetto importante. Siamo nell'ambito ancora delle celebrazioni del millennio
La sezione d'archivio di Stato di Bassano del Grappa è sede del Comitato Nazionale per le celebrazioni del millennio. Si progetta una grande mostra sugli Ezzelini. Gianberto Petuello, mercoledì mattina mi trovavo sempre in quel posto, transitava, si fermava, prendevamo un caffè, ragionavamo su argomenti della mostra, tra cui importante, e vado a accennare solo a quello che non è entrato poi nello sviluppo della mostra stessa, e cioè il mito, ma ha lasciato però tutte le riflessioni che andavamo a fare assieme e che si riportavano poi nel comitato scientifico, eccetera. Quindi io ho ripreso, anche per ricordarlo appunto Gianberto, ho ripreso quelle riflessioni che abbiamo condotto assieme. Beh, ricordo anche che Gianberto era socio degli Amici degli Archivi di Vicenza e Bassano, ma è un'associazione che è nata dopo però, negli anni successivi. Allora, la ripresa degli studi e delle ricerche sul periodo ezzeliniano, sul personaggio e vicenda politica e militare, su Marca Trevigiana tra XII e XIII secolo, beh, non li vado a menzionare tutti, no, ma qualcosa ha già fatto Franco Scarmoncin, no? Vorrei però citare anche da ultimo una biografia ezzeliniana che ci è pervenuta molto leggibile, con intento divulgativo, dalla penna di Giorgio Cracco, è la mostra che ho citato. Ecco, tutto questo va erodendo l'immagine negativa a senso unico, diffusa ancora in vita e poi sempre di più dopo morte dagli ambienti ecclesiastici e religiosi, dalla politica e tutta la cronachistica guelfe riguardo al personaggio appunto ezzelino. Ne esce pian piano un'immagine diversa, addirittura positiva, adeguatamente insomma inteso, che pur senza negare in effetti aspetti e caratteri negativi, da sempre sostenuti e coltivati dalla tradizione e perfino dalla storia ufficiale, bilancia e si sovrappone ad essi, abbozzando un'immagine nuova che dà continuità del resto a quanto già Dante Alighieri aveva percepito durante il suo soggiorno veronese in Corte Scaligera e aveva pure suggerito ai più attenti tra i suoi lettori con i versi affidati all'anima di Cunizza da Romano, sorella, appunto sappiamo, chiacchierata di Ezzelino. Il poeta la colloca appunto tra gli spiriti amanti del canto nono del Paradiso. Dunque si vanno delineando due immagini di Ezzelino III, una positiva, una facella che fece alla contrada grande assalto, dice Dante, l'altra negativa, ma diversa a tratti e per molti aspetti da quella di lunga tradizione. Insomma, insieme elaborano e costruiscono l'idea di un più accettabile, o se giustificato anche magari, mito ezzeliniano. Allora, se mi aiuta, appunto vediamo. Allora, immagine di Ezzelino, aspetti positivi. Ezzelino è costruttore di pace e di buoni rapporti nella Marca Trevigiana e nella Lombardia. La facella che fece grande assalto alla contrada, terra brava, dice Dante, un assalto non militare ma politico calato su una regione, su questo sì, possiamo che ragionare, ecco, calato su una regione ove imperavano però l'ingiustizia, la violenza, i contrasti armati quotidiani tra castelli, città, partiti. Era questa la filosofia politica del resto del tempo, la condizione cioè del dominio. Si vedono in proposito tanti studi e relazioni pubblicati e non anche, sono così, degli stessi studiosi che hanno creato appunto la storia ezzeliniana. Nella Divina Commedia il termine facella, io ho chiesto anche a un amico studioso di Dante, ho detto ma facella che vuol dire? Cioè come l'ha usata Dante? Ha voluto riempire un verso o aveva un significato preciso? Quante volte compare il termine facella nella Divina Commedia? Beh, è usato da Dante appunto altre 2 volte, sempre con significato positivo. Piccola face, fiaccola, è anche un vezzeggiativo oltretutto. Il cronico Marche Tarvisine e Lombardie, siamo nel 1270 circa,
osserva riguardo ai primi anni della sua politica, di Ezzelino, dum enim, dice, sicut civis in statu degeret militari, acer, quidam erat in hostes erga tantum amicos letus et trattabilis videbatur, in promissis quoque satis erat fidelis, in proposito stabilis, in verbo maturus, in consilio providus, et in omnibus factis suis miles egregius apparebat. Prima dunque, prima di essere il dominatore, Ezzelino appariva energico verso i nemici, affabile con gli amici, rispettoso dei patti, stabile, maturo, provvido di consigli, un vero cavaliere, un quadro del tutto positivo, e aggiungeva che nella Marca egli aveva un coro di adulatori. Secondo punto, Ezzelino indomito tessitore di strategie politiche, fedele all'impero, combatto e sempre combatterò per l'onore e l'autorità dell'impero, diceva. Un uomo che aveva una grande idea in testa, l'unione dei territori e delle città sotto l'insegna dell'autorità superiore dell'impero, contro la frammentata situazione delle autonomie cittadine. Il più grande ghibellino, si dirà più tardi. Pugno, quoque, et pugnabo, dum vixero, quod honor et culmen imperi de bono semper in melius augmentetur, et crescat. Hoc est enim singulare illud iuste gubernationis regimium, dice, per quod navis uius seculi transiens fluctus maris ad portum salutis adducitur. Hoc est illud inclite sapientiae frenum. La lettera di Ezzelino all'imperatore Federico è in Giambattista Verci, codice eceliniano. Siamo al 1238. Una fedeltà dunque riconosciuta, questa, e anche apprezzata dall'imperatore, come dimostrano poi le parole di una lettera dell'imperatore stesso, Federico, ad Ezzelino. Nos habemus, possiamo avanti, nos habemus preoculis fidem puram et sinceram dilectionem Ecelini Romano et Alberici fratis eius, ipsos familias eorum homines castra villas possessiones et omnia bona eorum sub nostra et imperi protectione et defensione recepimus speciali. 1232, prima, quindi 6 anni prima di quella lettera. Siamo presso Precinama, appunto, dice. Questa è citata dal Gerardo Maurisio, che anche Franco ha citato prima. 6 anni dopo, quindi nel 1238, poi alla festa della Pentecoste, qui ce l'abbiamo, sì, esattamente, e perciò 23 giugno Federico II consolidò la sua fiducia nel da romano e gli diede in sposa selvaggia ante Januam Sancti Zenonis de Verona, idem imperator e amdem domna salvazam, eius filiam tradidit in uxorem domno Ecerino de Romano, quam diem domnus Icerinus gaudiavit et desponsavit, et eam conducit in Veronam in domo habitationis comitis Bonifaci de Panico, cum solemnitate maxima nuptiarum. Da Parisio di Cereda, questo, notaio e cronista della prima metà del 200, autore questo del Chronicon veronese, che è la maggior fonte storica di Verona, ecco, nel periodo, proprio per il periodo considerato. Ezzelino è quindi anticipatore degli eventi storici, lo vediamo così, insomma, che suo malgrado ha aperto la strada verso poi signorie territoriali. E vediamo un terzo aspetto. Ezzelino, un guerriero, ci mancava, no? Inventore di macchine, tecniche, strategie militari d'offesa e di difesa, trabucchi, gallerie, metodi e macchine di escavazione come il gatto, la strategia del terrore, eccetera, che ha impressionato la letteratura, l'arte e la narrativa popolare. Non ho presente in verità testimonianze, o perlomeno in questo momento non le ho raccolte. Testimonianze ci sono però, testimonianze documentarie che confermino la paura che incuteva sulle milizie nemiche e sulle città l'avvicinamento di Ezzelino col suo esercito. Ma posso citare
preso dalla narrativa questo, l'episodio, ma anche la narrativa riflette il senso del tempo, no? Evidentemente. L'episodio della sfida delle spade tra Ezzelino e Federico II, probabilmente a molti di voi noto, a dire come fu temuto sarebbe gran tela, e molte persone il sanno, dice il novellino, ma si rammenterò come, essendo egli un giorno con l'imperatore a cavallo con tutta lor gente, si ingaggiaro chi avesse più bella spada sotto. Lo imperatore trasse la sua dal fodero, che era maravigliosamente fornita d'oro e di pietre. Allora disse messer Azzolino: molto è bella, ma la mia è assai più bella. E trassela fuori. Allora 600 cavalieri che erano con lui trassero tutti in mano alle loro. Quando l'imperatore vide la spada, disse che ben era più bella. Ecco, novellino questo, ovvero le 100 novelle, no, antiche. Ecco, queste raccolte, sappiamo appunto, novelle toscane, che raccolta risale all'ultimo ventennio del XIII secolo. E poi è stata pubblicata successivamente, eccetera. Ezzelino, quarto punto, amico del popolo, affascinatore. Gli uomini di Masnada, ricordato anche da Franco, i suoi fedelissimi bassanesi, illi de Pedemonte, diceva, i tedeschi dell'altipiano, ma anche i vicentini, i veronesi, gli stessi padovani. Galvano Fiamma, domenicano milanese, ha scritto nel Manipulus Florum, che è del metà del 300, che prima della predicazione della crociata contro di lui e le forze ghibelline, i cittadini della Marca erano ammaliati dal loro signore. Marco Battagli, riminese del 300, a sua volta ha rilevato che dopo la morte di Ezzelino, Verona era rimasta come vedova. Martino da Canal, nelle Histoire de Venise, 1275, ha notato che i padovani erano talmente assoggettati al loro signore da essere tanto ciechi che il padre chiedeva a messer Ezzelino di fare a pezzi il figlio, e il figlio il padre, e il fratello, in caso di tradimento. Certo, l'osservazione ha un tono negativo nella penna di Martino da Canal, ma rivela però un profondo e totale affidamento verso la figura di Ezzelino. Ezzelino è divenuto personaggio da novella tra il popolo. È persona dominatore, attento e furbo. Novella, ad esempio, della Grande Pietanza. Messer Azzolino da Romano fece bandire, eccola qua, sì, esatto, una volta nel suo distretto e altrove ne fece invitata, quindi ha fatto un grande invito, che voleva fare una grande limosina. E però tutti i poveri bisognosi, quindi perciò tutti i poveri bisognosi, uomini come femmine, e a certo dì, fossero nel prato suo, e a Catuno darebbe nuova gonnella e molto da mangiare. La novella si sparse, trasservi d'ogni parte. Quando venne il giorno dell'agunanza, i sescalchi suoi furo tra loro con le gonnelle e con la vivanda, e a uno li faceva spogliare e scalzare tutto ignudo, e poi lo rivestia di panni nuovi e davali da mangiare. Quelli rivoleano i loro stracci, ma niente valse, che tutti li mise in un monte e cacciòvi entro fuoco. Poi vi trovò tanto oro e tanto argento che valse più che tutta la spesa. E poi li rimandò con Dio. Ezzelino gioca con la giustizia. Novella dell'Ollaro. È tradizione e popolo, ma significa qualcosa, credo, no? Ecco, l'Ollaro innocente. In Lombardia e nella Marca si chiamano le pentole olle. E la sua famiglia avevano ondì preso un pentolaio per malleveria, e menandolo a giudice, messer Azzolino era nella sala. Disse: chi è costui? Uno rispose: messer, è un olaro. Andalo a impendere. Come messer? Che è un olaro. E io però dico che voi l'andiate a impendere. Messere, noi diciamo che egli è un olaro, e ancora dico io che voi l'andiate a impendere. Allora il giudice se ne accorse. Fece l'inteso. L'equivoco stava appunto nel termine olaro come pentolaio e laro
come ladro, ma non valse, che perché aveva detto 3 volte convenne che fosse in peso. Simpaticone anche, novella del novellatore. Messer Azzolino aveva un suo novellatore, il quale faceva favellare quando erano le notti grandi d'inverno. Una notte avvenne che il favolatore aveva grande talento di dormire e Azzolino gli pregava che favelasse. Il favolatore incominciò a dire una favola d'un villano che aveva suoi 100 bisanti, il quale andò a un mercato a comprare berbici, pecore, ed ebbene 2 per bisante, 50 pecore quindi. Tornando con le sue pecore, un fiume che aveva passato era molto cresciuto per una grande pioggia, siamo appunto come oggi, che venuto era. Stando alla riva, vide un pescatore povero con un suo burchiello a dismisura picciolino, sì che non vi capia se non il villano, non comprendeva, se non un villano e una pecora per volta. Allora il villano cominciò a passare con una berbice e cominciò a vogare. Lo fiume era largo, voga e passa. E lo favolatore restò a favolare, si fermò. E Azzolino disse, ma va oltre. E lo favolatore rispose, lasciate passare le pecore e poi racconterò il fatto che le pecore non sarebbero passate in un anno. Sì, che intanto poté bene adagio dormire. Ecco, Ezzelino e l'astrologia. Dopo la riconquista di Trento, in quel complicato anno che fu il 1256, Ezzelino, superbissimus in arma furens ad adelendum mantuanos cepit, cum summa instancia exercitum preparare. Stava preparando il grande esercito per l'attacco su Mantua. Monachi Patavini, questo Chronicon. Ah no, perché questo non l'ho citato, non l'ho forse inserito. Aspetti, Ezzelino e l'astrologia. Ecco, sì, ma non l'ho messo, bene. Lasciamolo così. È facile comunque la lettura. Volse dunque lo sguardo su Mantova, convocò astrologi e indovini, precipiens eis suppurtare, dice mens sidera contemplari, e signa cieli, contemplare il cielo, considerazione acutissima per scrutare, ut indubitanter scire posset. Quando? Cioè doveva sapere quando eri tempus ad movendum exercitum opportunum, quando fosse opportuno muovere appunto il suo esercito. E gli astrologi gli dettero il via libera. Ecco, ma abbiamo anche un'altra misura, Ezzelino, la cultura su cui la mostra stessa si è molto soffermata, l'accoglienza di poeti provenzali in fuga da una Francia meridionale in preda alla crociata albigese, la cultura nei suoi palazzi, nelle città del suo dominio, testimonianza questa proprio della mostra che ha cercato di dare la mostra, poesia, arte. Pensiamo a una scena di vita cortese che abbiamo proprio qui a Bassano, una grande preziosissima testimonianza per la quale invito l'amministrazione comunale in effetti e la direzione del museo a farsi effettivamente parte attenta, perché abbiamo una testimonianza unica e veramente di grandissima importanza. Possiamo adesso aspetti negativi a questo punto. Ezzelino eretico, nemico della Chiesa e di Dio. Bene. Eccolo qua. Redi, torna indietro, ergo. Redi prevaricator ad cor, ut ad dominum per penitentiam convertaris. Ti devi convertire. Ecco. Desine proverbis penitentie, verbis superbie blasfemare, et ortamur attente per apostolica scripta sub ostentazione divini iudici, mandante squatenos culpas tuas humiliter recognoscens. Devi riconoscere le tue colpe, dice relictis erroribus, lascia perdere, et a terra tua ereticis profligatis, devi mandare via gli eretici della tua terra, diciamo, ad gremium, quindi al grembo matris ecclesiae, corde pure, con cuore puro, humiliter redeundo,
infra duos menses, gli dà 2 mesi di tempo, a nostram presentiam personalitem accessurus, deve ritornare qua, 1231, epistola di condanna ed esortazione di Papa Gregorio IX ad Ezzelino, eretico, bestemmiatore, gli raccomanda, anzi gli intima di fare ammenda degli errori e di tornare in breve tempo nel grembo della Madre Chiesa, con cuore umile, dice. Ad essa fece seguito poi con seconda epistola del medesimo anno l'accusa per la detestandam insaniam exelini satane satellex, dice satellite di Satana, che non contento di aver stipulato lui stesso patti di morte con gli inferi, vuole portare chiunque può nel baratro della perdizione, abiecta cattolice fidei veritate, cioè proprio abbandonata la verità della fede cattolica, pravitatem hereticam amplexatus, Christi blasphemus, c'è la citazione in codice ezzeliniano del Verci. Ecco. Ezzelino violento, feroce, sitibondo, ci siamo? Ecco qua. Sitibondo di sangue cristiano, effigie belluina sotto parvenza umana, acceccatore di bambini innocenti, massacratore di uomini, stupratore di donne e, guarda caso, anche eunuco, eccetera, eccetera. Così, nell'atto sentenziale con cui Papa Innocenzo IV nel 1248 commina contro di lui e la truculenta rabbia e barbarie di un solo uomo, la pesantissima scomunica. Ne tantum malum in medio Christiani populi diutius toleratum latius pervagetur, che noi prefatum ecelinum, sicut manifestum hereticum sententialiter iudicamus, ipsum excommunicatum et anatemizzatum cum damnatis hereticis deputando, affinché quindi non sia tollerato ulteriormente tanto male tra il popolo cristiano, giudichiamo Ezzelino un manifesto eretico e lo condanniamo alla scomunica e all'anatema. Anche questo da Giambattista Verci. Postquam marcie dominium est adeptus, quindi dopo aver raggiunto il dominio della Marca, statura corporis que mediocris fuit, quindi sembra piccioletto, non lo so proprio se fosse vero, repente in hircum, proprio in mostro orco, alterum est mutatus, nam in face austerus protinus est effectus, talis namque apparebat in vultu, qualis erat in actu, quindi tanto era nel volto come nelle azioni, in modo loquendi terribilis, in incessu superbus, pensiamo a quante le affermazioni che abbiamo letto prima, a parte positiva, ecco, solo in intuitu homines deterrebat. Una volta avuto dominio della Marca, dunque, lui di statura mediocre, si mutò in orco, dal volto terribile, superbo, spaventoso, ab amore, stiamo forse andando avanti, esatto, ab amore satis abstinuit mulierum, capisco, va bene, sed virus ab uxoribus separabat, et eos cum alis de facto contraere compellebat, latrones odio habite predones, eccetera. Cosa vuol dire? Non amava le donne, divideva le coppie, si comportava come un ladrone sospettoso, prendeva sempre la parte dei peggiori nei giudizi. E poi ancora successivamente, no? Ecco, sempre il testo, inflessibile esattore, spendeva largamente per le sue milizie per allargare la sua potenza, uccideva religiosi e chierici, assegnava a suo piacimento le prebende, lontano dalla fede cattolica. Viene condannato dalla Chiesa dunque come eretico, a fide namque cattolica fide, penitus alienus, ob hoc sicut perfidus hereticus ab ecclesia est damnatus. Bene. Cronacon, questa è la cronaca della Marca Trevisana e Lombardie, 1270. Un insaziabile omicida, drago velenoso che si diverte ad affliggere gli afflitti, all'inattesa caduta di Padova sotto l'attacco dell'esercito crociato messo insieme dal legato pontificio, siamo nel 1256, ordinò di prendere 12.000 padovani e di gettarli nelle più tenebrose carceri, lasciandoli morire di fame e di sete, di catturare inoltre i fuggitivi, troncare loro mani, piedi e abbandonarli nei campi e lungo le strade.
monaco padovano, cronico, XIII secolo. Altrove in altre fonti troviamo che sono 11.000 i padovani. Ricordo e assimilazione tutto questo delle figure di Ezzelino e Attila, ad esempio, autore del massacro di 10.000 o 11.000 vergini con Sant'Orsola. Ecco il legame. Ecco. Domine Celinus et Albricus dominaverunt usque ad annum eccetera, facendo ad fieri, facendo omnia mala de mundo, interficendo homines e mulieres e pueros, eccetera. Niccolò Smereglo, notario vicentino, 1200-1312, costui visse, diciamo, in quell'arco di tempo scrisse. In quegli ultimi anni la violenza d'Ezzelino contro nemici e anche amici sospetti non aveva limiti. Chi poteva fuggire, fuggiva via dalla sua dominazione. Chi era pessima, si diceva che era pessima la dominazione, orrida e durissima. Niccolò Smereglo, cronico. E Salimbene de Adam, francescano da Parma, l'anima della predicazione francescana contro Ezzelino e la parte ghibellina, tutta la parte ghibellina, nella cronica compilata negli ultimi anni della sua vita, quindi lui vive tra l'1282 e 1288, narra che Ezzelino era temuto più del diavolo, poiché era niente per lui uccidere uomini, donne e bambini. Commise crudeltà inaudite, nemmeno Nerone, dice, fu uguale a lui nelle efferatezze, né Domiziano, né Decio, né Diocleziano, che furono i più tiranni fra i tiranni. E rileva che a Verona fece bruciare entro una casa ben 11.000 padovani. E ritorna. Simile a Verona questa volta, però, ecco, simile al diavolo, come il figlio di Dio vuole avere un amico, figlio di Dio vuole avere un amico dove somigliante a sé, dove? In chi? Nel beato Francesco. Così il diavolo trovò amicizia in Ezzelino. De crudelitatibus Sicilini, qui similitudini habit cum diabolo, dice, no? Ecco. Bene, so che devo procedere. Anche Sant'Antonio nei Sermones, primo dei Sermones, fa citazioni e usa gli stessi accenti della propaganda papale contro Ezzelino. Col soffio della sua cattiveria distrugge le erbe, i poveri, le piante, i ricchi, i mercanti, gli usurai, contamina l'aria, la vita dei religiosi, quindi il suo sibilo fa inorridire ogni altro rettile, amici e compagni. Quando poi esplode la sua ira, fuggono tutti e s'affrettano a cercare un nascondiglio ovunque sia, perfino nelle stalle dei porci. Infine, è Sant'Antonio, Sermones. Infine, l'anonimo testo duecentesco del De Precioso Transitu Beati Arnaldi, che celebra la vita appunto del beato Arnaldo da Limena, abate di Santa Giustina di Padova, incarcerato ad Asolo da Ezzelino e morto poi in prigionia. Riporta una lunga litania di improperi contro Ezzelino, che descrive come Satane minister diaboli carnifex sitibundus humani sanguinis potator, inimicus ecclesi, hereticorum refugium, militia sedulus ad invento, eccetera. Poi verrebbe appunto l'Ezzelino figlio del demonio, ma di questo appunto non posso che rinviare alla tragedia appunto dei Cerinis di Albertino Mussato. No? Ecco, e con questo si conclude l'immagine negativa, un Ezzelino figlio del diavolo. Ecco, a questo punto è chiaro che qualsiasi azione si vada a compiere contro di lui è soltanto che benedetta dal Papa. Grazie Giovanni. La ricchezza dei riferimenti, delle citazioni, forse potrebbe avere qualche richiesta di domande. E allora ringraziamo per questa dotta escursione in tutti gli aspetti che quella mostra famosa aveva un po' messo da parte. E procediamo con l'architetto Fabio Sbordone, colonna portante dell'urbanistica per decenni e per le scelte connesse da tanti punti di vista. Venendo qui ho pensato alla cromia del porfido delle vie che ci portano al museo. E a lui l'argomento eccoli qua, al mercato degli altari
restauri e dispersioni, facendo riferimento alla chiesa di San Francesco. Certo, Subito la parola. grazie. Volevo mantenere un po' la sorpresa, ma No, no, ha già rivelato mi dispiace. qual è l'ambito in cui ci muoveremo. Le immagini che voi vedete, in effetti, sono di oggetti che sono stati a San Francesco e che non ci sono più. Ho usato, se volete, e ve ne chiedo scusa, in maniera un po' provocatoria, il termine di restauro, fra virgolette, perché quello di cui parleremo, o meglio quelli di cui parleremo, sono 2 episodi di spoliazione vera e propria del patrimonio decorativo ed artistico della chiesa di San Francesco. Iniziamo guidati dalle immagini. A sinistra un disegno tratto dalla serie del manoscritto di Francesco Chiuppani, in cui viene descritto un altare, l'unica descrizione che io conosca di un altare della chiesa di San Francesco prima della riforma settecentesca, e che ci mostra l'altare della Concezione. Ne riparleremo dopo, che viene definito come mausoleo nobile per la manifattura di basso rilievo in marmo sopraffino. Siamo ben prima dell'avvento di Bernardo Tabacco a Bassano, quindi una prima negazione dell'affermazione del Verci nel 1775, che con l'avvento di Bernardo Tabacco, quindi fra 600 e 700, fosse iniziata la sostituzione di tutti gli altari di legno che esistevano prima, e questa affermazione di Chiuppani esistevano, ed è ovvio, direi, anche prima di Tabacco, dei manufatti degli altari in pietra e in marmo. Perché questa relazione al materiale? Perché nel 500 e dal 500 in poi Bassano e le ville circostanti diventa luogo di produzione e di lavorazione di manufatti in pietra che si rifornivano nelle cave del massiccio del Grappa immediatamente adiacenti e soprastanti a Pove, a Romano e a Solagna, e che rifornivano le botteghe dei tagliapietra e poi degli scultori. Ho accompagnato questo disegno della situazione antecedente alla riforma settecentesca con un monumento in ricordo dei fratelli Compostella, che esiste ancora, ma naturalmente in altro luogo della chiesa di San Francesco, perché a San Francesco non c'è quasi più niente che sia ancora al suo posto dopo 2 riforme radicali, e che in un certo senso si accompagna alla data che Chiuppani cita, 1714-1713. Dovrebbe essere questa l'epoca di inizio di una riforma radicale dell'aspetto della Chiesa effettuata dai reverendi padri francescani. Il monumento dei fratelli Compostella è contemporaneo, forse addirittura antecedente all'inizio della riforma, ed è opera di uno dei tagliapietra più noti in ambito bassanese, che viene definito dal Verci come il più importante allievo di Bernardo Tabacco, e che si chiamava Guglielmo Montin o Montini, che lavorava a lungo in situazione familiare con il fratello Sebastiano. Il periodo di riforma della Chiesa, di riforma settecentesca, ha un inizio e un termine.
1713-1714 e 1771 la fine, quando un decreto pontificio innescato dalla Serenissima sopprime il convento dei padri minori conventuali, dei frati minori conventuali di San Francesco, perché risponde a quelle condizioni in cui i conventi non erano più agibili. Nel 71, se non ricordo male, nel convento di San Francesco restavano 3 soli frati e il decreto pontificio quindi entra in azione, il convento e la chiesa vengono alienati, subiranno una serie di passaggi, all'inizio vengono acquistati dal comune, poi passeranno all'ospedale di San Paolo per la continuità dell'azione, chiameremo ospedaliera oggi, fino alla data fatidica del 1832, quando si racconta della famosa uscita degli occupanti dell'ospedale dal convento di San Francesco verso il convento dei padri francescani ancora riformati sul viale delle Fosse, quello che sarebbe diventato il viale delle Fosse. Nel 1771 la chiesa praticamente si chiude, non viene quasi più officiata fino alla riacquisizione da parte del comune nel 1832. Quindi ci si accorge che in questi poco più di 50 anni, dal 1713 al 71, c'è una produzione di elementi di arredo e di servizio al culto, per chiamarli con termine più comprensibile, altari, che alla fine del 71 raggiungono il numero di 11 all'interno della chiesa, 6 nella navata, 5 nel transetto e nel presbiterio. E della storia di questi 11 altari, tutto sommato, cercheremo di fare il conto. Probabilmente non tutti restavano di pietra alla fine del Settecento, erano di pietra. È molto probabile che gli altari di pietra, quindi eseguiti in questi 50 anni, fossero 9. Siamo saltati al 1840, nel momento in cui, come leggete, si decide di ricollocare all'interno del complesso edilizio del convento le scuole ginnasiali e elementari, il nuovo museo biblioteca museo che si stava concependo allora, e il consiglio comunale, probabilmente su suggerimento del perito e ingegnere non solo comunale ma anche libero professionista Giuseppe Gaidon, figlio di Antonio de Gaidon, decide di alienare una parte degli altari per ricavare dei fondi per sostenere la risistemazione della chiesa. La vendita degli altari, scopriremo poi della navata, è necessaria alla esecuzione del recupero dell'immobile. Non uso volutamente il termine restauro, nessuno lo usa a questo tempo, non lo usa Giuseppe Gaidon. Di restauro, il concetto del restauro non accompagna questa operazione. E filtra però, lo vedete, una spiegazione di motivi che sono motivi in un certo senso di merito forniti da Giuseppe Gaidon. Costa troppo rimetterli in sesto perché siano officiabili, cioè usabili ancora per il culto. Alcuni deturpano l'architettura interna, non si sa come lo deturpassero, visto che facevano parte di una iniziativa di riforma omogenea della Chiesa.
di cui sappiamo pochissimo. Perché? Perché un secolo fa è arrivata la seconda riforma, che a sua volta ha cancellato completamente quello che preesisteva. E addirittura Giuseppe Gaidon specifica: restringono inutilmente l'ampiezza della chiesa, una motivazione che è stata usata da alcuni parroci anche nel Novecento per distruggere gli altari settecenteschi, che, come si direbbe in bassanese, intriga dentro alla navata, non permettono di mettere le sedie, i banchi, insomma, di muoversi. E che cosa succede? Gaidon, molto coscienziosamente, stila un elenco degli altari che è opportuno vendere e prepara la documentazione per una vendita all'asta che si effettua nel giro di pochi mesi, e questo ci dice che in realtà il mercato degli altari era fiorente a quell'epoca, erano ancora relativamente usabili con facilità, nonostante la dimensione e il peso dei manufatti, e questa cosa era accompagnata anche dalla situazione abbastanza diffusa di ingrandimento e di trasformazione di chiese, soprattutto delle comunità più piccole, che erano evidentemente in sviluppo demografico, probabilmente. Si capisce anche l'idea che Giuseppe Gaidon aveva: liberare completamente la navata, all'interno della quale c'erano 5 altari e uno all'interno delle cappelle Uguccioni, per concentrare la presenza degli altari nel transetto e nelle 3 cappelle, chiamiamole presbiteriali e absidali, della chiesa. Vediamo che cosa succede. Vi propongo la descrizione che Giuseppe Gaidon dà degli altari che vengono messi all'asta, e dove abbiamo delle immagini, quelle accompagneranno la descrizione. Perché la descrizione in molti casi ci fa capire la dimensione e la configurazione, senza dubbio, ma anche la dimensione dell'altare. E nel passato, perché queste cose sono già state studiate soprattutto nella tesi di laurea di Federica Simonetto, che però è inconsultabile, giace nell'archivio dell'Università di Udine, tesi che per fortuna è stata riassunta e pubblicata in un bollettino degli amici del museo nel 2003, mi pare di ricordare, e che è stata l'innesco delle mie morbose curiosità altaristiche. E in questo caso il primo altare non ha immagine perché non sappiamo dove sia andato a finire. Viene venduto a un religioso bassanese, Giacomo Jacopo Merlo, fra l'altro conoscitore e appassionato d'arte, che una ventina d'anni dopo, il 1840, avrebbe lasciato al museo la sua collezione di dipinti, di tele, e si capisce da un particolare: il diametro delle colonne che accompagna tutte le descrizioni è relativamente piccolo, circa un palmo, 25 centimetri. Certamente questo altare era il più piccolo di quelli venduti ed era rovinato, come si vede nella descrizione. Dov'era? Nella testa sud del transetto, dove oggi si entra in sagrestia. Il muro era chiuso, l'altare della Trinità potrebbe essere stato addirittura antecedente, ma non lo sappiamo, alla riforma del 1713, e la cosa che corrisponde con la descrizione è un evento non voluto
nel 1776, 5 anni dopo la chiusura per la riforma, per la soppressione del convento, un pezzo della copertura cade e cade sopra l'altare, che mostra ancora la situazione dei danni con il timpano e le trabeazioni danneggiate. Lo vedete. Il secondo altare, questi altari che vi mostro sono in ordine di valore di stima per l'asta e di pagamento per l'asta. Quello che abbiamo visto prima era il più economico, probabilmente per i danni. Questo altare di Sant'Anna, che compare a San Francesco nel 1725 per la donazione di una signora bassanese, adesso di cui non ricordo il nome, che però accompagnava la formazione di una compagnia delle signore donne che si sarebbero riunite all'altare per le funzioni religiose e per il culto di Sant'Anna, figura esemplare dell'educazione familiare. È un altare abbastanza piccolo, non tipicissimo dell'attività di produzione degli altari bassanese e del bassanese di quest'epoca. Potrebbe essere stato forse addirittura proveniente da un'altra situazione, però non lo sappiamo. Dov'è questo altare che ovviamente si può fotografare? Viene venduto per la chiesa parrocchiale di Strigno, Valsugana. È ancora là e naturalmente non ha più la statua di Sant'Anna che aveva qua nella chiesa di Bassano. È servito poi di modello per un altro altare parallelo nelle 2 navate laterali della chiesa di Strigno ed è facilmente visibile. Questo altare di San Nicola, Gaidon lo chiama di San Nicola, probabilmente era San Nicola di Tolentino, non San Nicola da Bari. Era il primo altare che si vedeva a destra entrando a San Francesco nella navata. Si sarebbe visto prima del 1840. Un altare di dimensioni monumentali, di cui vedete qua sia l'ancona, cioè la parte con le pietre colorate, è tutto rimesso, come si diceva allora, impiallacciato di aspro di Sicilia, e mentre le opere che vedete davanti, l'Annunciazione, la Madonna Annunziata e il ciborio con il tronetto per l'ostensorio, appartengono a un altro altare collocato davanti all'ancona dell'altare bassanese. L'altare, quando viene venduto, aveva una mensa, lo vedete specificato, è stato evidentemente ridotto, perché adesso sotto l'altare sono costruite le 2 ali dell'organo moderno, lo vedete, e davanti è anteposto un altro altare. La dimensione è monumentale, quindi è questa probabilmente la ragione per cui l'altare ha faticato a trovare compratori, è stato venduto solo qualche mese dopo gli altri. E farei un altro commento. Non sappiamo nulla degli autori, la forma è molto classica, un disegno che in qualche modo si ispira agli altari del Longhena, per esempio, e un indizio per la datazione forse alla metà del Settecento può essere il ricorso all'uso del diaspro di Sicilia, una pietra calcarea coloratissima, molto bella, che si cavava nelle cave soprattutto di Custonaci, sulla punta nord-ovest dell'isola, e che compare abbastanza spesso in vari altari del bassanese in quell'epoca. Secondo me è un'epoca in cui la fornitura di questo materiale, fornitura che era affidata di solito ai genovesi,
che circumnavigavano l'Italia con le pietre colorate, fornitura che evidentemente era stata resa più facile o forse più economica. Il quarto altare di questa serie della Santissima Concezione. Ah no, ho dimenticato di dirvi dov'è quello di prima, nel Duomo di Mel, fra Feltre e Belluno, una bellissima chiesa ingrandita in quell'epoca, nel quale l'altare riformulato ha un aspetto trionfante e che mostra la ricchezza anche della finitura. Questo altare della Santissima Concezione ha un autore noto che viene nominato addirittura dal Verci, è proprio Guglielmo Montini. Lo vedete, tutto costruito con il biancone di Pove in maniera ridondante, soprattutto nella parte del cimiero, della cimasa, e decorato nelle parti colorate con questo marmo o pietra che veniva chiamato africano. Non aveva niente di africano, è il riferimento all'uso dei marmorari romani di chiamare marmo africano il marmo luculleo dell'antichità romana. In quest'epoca però, già nel 600, non era il marmo africano dell'antichità che veniva ricavato in cave dell'Anatolia, della Turchia, ma è una breccia della zona di Carrara, della zona nord delle cave delle Apuane, nella zona di Seravezza Stazzema, veniva chiamato anche breccia medicea, una pietra frammentata con colorazione scura, violacea, abbastanza appariscente. Nella fotografia di sinistra voi vedete un indizio del fatto che l'altare non è stato costruito per quella nicchia, ha quelle due mensole laterali che probabilmente sorreggevano qualcosa in origine. In questa zona la freccia la vedete? A sinistra e a destra del basamento. Le mensole si allargano all'interno della cappelletta perché nella navata di San Francesco era libero, non aveva costrizioni laterali. La nicchia è stata evidentemente adattata. Un piccolo commento sulla concezione che introduce un problema di carattere teologico che fra l'altro mette in difficoltà i descrittori e gli storici. Nelle notizie su San Francesco, sia quelle proposte in numerose descrizioni da Don Franco Signori e poi anche nella tesi della Federica Simonetto che vi ho già nominato, devono fare lo slalom attraverso una serie di difficoltà che accompagnano le descrizioni degli altari delle chiese. Gli altari costituiscono un elemento fisico su cui si concentra, si coagula e l'attività di culto o le attività di culto e il riferimento spesso di comunità sociali e religiose che facevano capo alle confraternite, alle fraglie di mestiere, eccetera. Ma non ci dilunghiamo da questa parte. La concezione per noi oggi è quasi comunemente l'Immacolata Concezione. Ma non è vero, non è solo questa. La Santissima Concezione è il concepimento da parte della Vergine Maria del nascituro Gesù. La Santissima Concezione è il momento dell'annunciazione. Noi sappiamo che la cappella iniziale
e quindi la intitolazione primigenia della chiesa di San Francesco è alla Santissima Concezione. Non a caso, sulla facciata esterna di San Francesco è raffigurata la scena dell'Annunciazione. Questa concezione, per abitudine, da un bel momento, nell'uso normale, diventa Immacolata, ma è un'altra cosa. L'Immacolata Concezione è la concezione della Madonna Nascitura senza macchia, senza peccato. Quindi è una cosa che avviene in tempo diverso. In questo intrico di santissime o no concezioni si impigliano anche i descrittori e quindi si prendono delle cantonate abbastanza pesanti nell'individuazione degli altari. Aggiungiamo che l'unico altare antico che resta nella chiesa di San Francesco, noi lo definiamo come dedicato, intitolato alla Immacolata Concezione. Ha una pala dipinta da Gigi Bizzotto di Rossano nel 1927-28, collocata dopo la riforma, il ripristino del 1928, ma l'altare che noi nominiamo oggi della Immacolata è in realtà l'altare dello Spirito Santo, di collocazione all'interno della chiesa antichissima. Nel caso specifico opera in parte certamente di Bernardo Tabacco, per la parte superiore non se ne conosce l'autore, ma certamente un'opera interessantissima e lo vedremo. Quindi fra Immacolata Concezione di adesso, di un altare che era dello Spirito Santo, e nella presenza contemporanea di un altare della Santissima Concezione, che è quello che vediamo, si fa facilmente confusione. L'altare della Santissima Concezione, tutto sommato in buono stato e molto bello secondo me per la ricchezza e la fantasia, soprattutto della parte superiore che vi ho fotografato, è nella chiesa di Roncegno, in Valsugana, a poca distanza da Levico, da Borgo Valsugana, dove in realtà avevano lavorato spesso vari tagliapietra bassanesi e dove ha lavorato anche Montini. Brevissimamente passo ad un'altra epoca, il Novecento, quando si comincia a discutere del restauro o del ripristino di San Francesco e dove alla fine si eseguirà un intervento di totale depauperazione della chiesa di tutti gli elementi decorativi e di altre utilità antecedenti e che ci restituisce la chiesa che noi conosciamo oggi. Avrete già visto queste fotografie, sono delle fotografie fatte all'inizio degli interventi. Potete un attimo leggere il testo a destra. È un testo letto in una lettura pubblica nella sala del Teatro Sociale di Bassano 2 o 3 mesi dopo l'inizio dei lavori. Direi che sono le volontà programmatiche, le speranze, i concetti che sottendono l'intervento che si sta per compiere. A sinistra voi vedete la chiesa nella situazione risultante dalla riforma dell'Ottocento. Dritto in fondo all'abside l'altare maggiore, a sinistra e a destra, avete già letto? Cambio. A sinistra e a destra si intuiscono 2 altari. A sinistra si vede la predella dell'altare dello Spirito Santo, a destra con una balaustra di legno
l'altare che allora era dell'Immacolata Concezione, un altro ancora, e che vedremo fra un attimo. Di fronte a noi l'altare maggiore. A sinistra, dietro i mattoni, c'era l'altare delle anime, venduto nel 27-28, di cui non sappiamo niente. A destra c'è un altro altare di cui non sappiamo la denominazione, che vedete in forma settecentesca, una bella mensa e il tabernacolo. Questo è l'altare maggiore della chiesa di San Francesco. Ricollocato con un'aggiunta addirittura da qua dove vedete la freccia fino a qua sopra e sotto le statue si vede il colore diverso del marmo, perché all'interno della nuova collocazione era relativamente piccolo. Dov'è? Nel Duomo di Sandrigo, dove è stato collocato dopo essere stato demolito sotto una tettoia nei cortiletti del museo per più di 15 anni, reinstallato nel 1940-41. Ultimo, quando è stato fotografato era dedicato all'Immacolata Concezione. Più anticamente era l'altare di San Lorenzo, San Tomobono e San Spiridione della Fraglia dei Sarti di Bassano, ed era il primo altare che si trovava a sinistra nella navata. Gaidon evidentemente lo ritiene interessante perché confrontabile con l'altare di fronte, quello del Santo Spirito, lo conserva e lo sposta dove lo si vede fotografato. Nel 27 si scoprono la presenza di una porta verso quella che avrebbe dovuto essere la sagrestia dietro all'altare, e si scoprono tracce di affreschi che si vedono ancora in strati diversi. In 2 giorni si decide la demolizione totale dell'altare, che viene demolito e conservato, non sappiamo dove. Nel 41 un benefattore di cui si conosce il nome, cittadino di Sandrigo e poi sindaco per 2 mandati negli anni 50, il professor Pietro Galletti, compra l'altare, ne paga tutte le spese di installazione nel Duomo di Sandrigo e sembra abbia comprato e fatto altrettanto anche con l'altare maggiore che abbiamo appena visto. Ecco l'altare bellissimo, opera di Bernardino Romanello, un tagliapietra di antica famiglia povese, ma probabilmente residente a Bassano in quell'epoca, con l'assistenza specificata nel contratto di Bernardo Tabacco. Ecco l'altare a Sandrigo, purtroppo sacrificato nei 2 scudi laterali, lo vedete? Vi ho trascritto sotto un piccolo passo del contratto perché ne definisce completamente i materiali, che sono questi leggibili per esempio nella cimasa e soprattutto in questa parte più bassa, lo scelto brentonico che viene nominato, che è questo colorato, è questo marmo di Brentonico, piccola località vicino a sud di Rovereto, da cui provenivano dinastie di altaristi di livello internazionale, non solo trentino. L'altare di Santo Spirito, che però non è più quello che era. A sinistra e a destra vedete 2 elementi molto importanti con delle statue soprastanti, che testimoniano il riferimento agli altari romani di Bernardo Tabacco, che aveva lavorato a Roma. A destra, come lo vediamo oggi, senza più gli elementi laterali, demoliti senza pietà nel 1928, di cui ci resta solo questo. Chi li ha visti? Uscendo dalla porta, nel lapidario, quello che resta di Mosè. Nella demolizione ovviamente queste cose hanno perso con estrema facilità dei pezzi. Le teste non le hanno più, teste spaccate, non tolte
come i bracci laterali che erano incollati. Qua a destra si vedono le tavole, la gamba di Mosè, e dall'altra parte Davide con lo strumento musicale senza piedi. Sono quasi certamente, penso, di Bernardo Tabacco. L'ultima considerazione, in queste operazioni compiute da notare dalla città di Bassano, non da autorità ecclesiastiche, ma compiute dal comune di Bassano, sia nel 1840 che nel 1926, elaborate e condotte da miei precedenti colleghi, vorrei dire, si sono persi 8 altari su 9 di pietra. Quello che resta è mutilato, amputato. Alle statue delle parti che abbiamo impietosamente demolito non è stato neanche dato l'ultimo regalo della descrizione nel catalogo del lapidario del museo. Certe volte credo che le città e le loro comunità e le loro strutture culturali dovrebbero fare, per quanto tardi, un esame di coscienza. Grazie. Grazie all'architetto Sbordone che ha, secondo me, ben confermato quei tratti di passione indomabile, di curiosità inarrestabile e di, aggiungo sottolineandolo, lavoro quotidiano, che è un po' il tratto contraddistintivo anche della figura di Gianberto Petuello. Per cui ci diamo appuntamento ad oggi pomeriggio alle 15. Grazie e a più tardi.